Mettiti in testa che o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi, scriveva così Filippo Turetta in un messaggio WhatsApp inviato nel febbraio 2023 a Giulia Cecchettin e recuperato dal cloud della giovane. La pretesa ossessiva di laurearsi con Giulia non accettava che la 22enne fosse più avanti di lui e forse vedeva nel percorso universitario un modo e il pretesto per continuare a stare con lei e cercarla. Agiva per riconquistarla ed era convinto di riuscirci. Anche questo messaggio è agli atti dell'inchiesta a carico dello studente di Torreglia che affronterà il processo per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione. Filippo Turetta comparirà davanti al giudice della Corte d'Assise di Venezia già a settembre, quando inizierà il processo per l'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il 22enne di Torreglia ha rinunciato all'udienza preliminare che era già stata fissata per la prossima settimana. La decisione è stata comunicata dal collegio difensivo di Turetta, composto dal professor Giovanni Caruso e dall'avvocato Monica Cornaviera, che spiegano la decisione della 22enne. Con la sua scelta Filippo Turetta rinuncia definitivamente alla possibilità di un eventuale sconto di pena all'esito del giudizio di fronte alla Corte d'Assise, qualora la Corte ritenga non configurabili, nel caso di specie, le aggravanti che invece oggi vengono contestate all'imputato. Il processo si preannuncia quindi più veloce, senza risentire tutti i testimoni. La difesa ha anche escluso la richiesta di una perizia psichiatrica. Filippo Turetta, rinunciando all'udienza preliminare, rinuncia anche alla possibilità di chiedere il giudizio abbreviato e quindi lo sconto di un terzo della pena anche per gli altri reati che sono oggetto di contestazione, quali per esempio il sequestro di persona e l'occultamento di cadavere. Filippo Turetta in questi mesi ha intrapreso un percorso di elaborazione del gravissimo reato commesso e chiede solo di avere una condanna giusta, dicono i suoi legali. Turetta ha iniziato a prendere consapevolezza, maggior consapevolezza di quanto ha commesso e intende pagare prima possibile, ed è anche questo uno dei motivi che l'hanno indotto a rinunciare all'udienza preliminare, perché rinunciando all'udienza preliminare abbrevia i tempi del processo. Quindi Turetta vuole pagare la pena giusta, la pena che sarà ritenuta equa dal suo giudice.